Ciao ragazzi, la doccia aromatica, il bagno turco, la sauna, la cascata di ghiaccio e infine la stanza del sale dell'Himalaya. Un percorso da sogno qui in Val di Sogno a Malcesine. Ma questo è il punto finale, prima c'era dell'altro. Andate, ci vediamo dopo. La Val di Sogno qui a Malcesine secondo me è un luogo magico, bellissimo ed è il posto in cui una famiglia ormai più di 60 anni fa decise di costruire il proprio futuro professionale e lo fece arrivando a edificare questo albergo, l'Hotel Val di Sogno, che prende ovviamente il nome dalla località. E quindi quella che vi racconto oggi è ancora una volta la storia di una famiglia che ha saputo investire nel turismo adattandosi alle esigenze del luogo e delle persone che venivano a visitarlo, ma portando dentro la propria struttura anche la propria storia, i propri valori e il proprio spirito. È una storia di accoglienza cominciata nel 1960 con i nonni di mia moglie. Dall'Alto Adige sono scesi sul lago di Garda, cercavano un posto dove cominciare, possiamo dire, cominciare a costruire il loro futuro, erano ancora giovani. E Val di Sogno non c'era un campeggio. Hanno affittato questo campeggio da un notaio vicentino, la proprietà era, e da allora piano piano da campeggio l'hanno trasformato in albergo. Da albergo 2 stelle è diventato 3 stelle, da 3 stelle con gli anni, negli anni 80 è diventato un 4 stelle, fino ai giorni nostri dove io, mia moglie e mia cognata, che sono le eredi della famiglia Bonel, andiamo avanti questa storia di accoglienza. E gli investimenti vanno orientati nella formazione dei nostri collaboratori e nella nostra formazione, nell'accogliere le persone, nel farli sentire un po' a casa loro, anche se siamo qua sul lago di Garda, rispettando però le nostre tradizioni. L'essere italiani deve essere un plus e non un minus. Loro vogliono venire in Italia perché vogliono cercare l'italianità e noi gliela regaliamo o gliela doniamo. In che modo? Essendo noi stessi. Un albergo, se vogliamo, è un po' uno specchio del territorio, delle sue bellezze, dei suoi valori, quindi la cultura, le tradizioni, la gastronomia e quant'altro, ma è anche lo specchio della famiglia che lo gestisce, quindi della proprietà, come anche in questo caso per i Bonel, quindi anche Michele. Al centro del loro operare hanno sempre avuto il senso della qualità dell'accoglienza ed è per questo che qualche anno fa, tra i primi su tutto il lago di Garda, hanno creato una spa che è proprio dietro queste vetrate che si affacciano direttamente sulla baia. Quindi il benessere vissuto a filo d'acqua. Bellissimo. Dentro la nostra spa è un'area benessere nella quale abbiamo una sauna finlandese, un bagno turco, e una grotta del sale, che è una stanza dove c'è del sale dell'Himalaya, mantenuto sempre a 30 gradi e con un'umidità molto bassa per poter proprio giovare dei vantaggi di una stanza ionizzata al 100%. C'è il Water Paradise, che sono delle docce emozionali e con diversa temperatura, diverso aroma e diverso colore. Quindi si parte dalla menta, l'acqua, un getto di doccia aromatizzato alla menta, freddo, per poi andare a terminare verso il caldo con la maracuglia e quindi con diverse tonalità anche di colori. Si fa una cromoterapia e un'aromaterapia. Più c'è la cascata del ghiaccio che si usa dopo la sauna per raffreddare il nostro corpo e una serie di docce che servono anche quelle nel processo dopo sauna, diciamo. E poi c'è la piscina più grande d'Italia che ce l'abbiamo qui di fronte quando si esce per farsi un bagno. E la spa completa l'offerta alberghiera, però è una spa leggermente diversa dal concetto altoatesino e tutto il resto perché è una spa privata la nostra. Quindi volevamo dare qualcosa ai nostri ospiti che fosse solo per loro. Quindi la coppia che viene da noi si ritaglia 3 ore per loro in tutta tranquillità e nella privacy più totale, hanno 70 metri quadrati di area benessere riservata. Anche il giardino è stato studiato per essere un elemento di accoglienza.
E sapete perché? Perché nel grande prato verde antistante l'albergo Michele ha organizzato la sistemazione di queste macchie, di queste chiazze verdi di piante aromatiche, con una duplice funzione. Da un lato garantire con questi piccoli separé naturali un minimo di privacy per gli ospiti che vengono qui a guardare la baia e a prendere il sole e rilassarsi. E dall'altro perché gli stessi ospiti sono pervasi dai profumi, dagli aromi che arrivano da queste chiazze, quindi l'origano, il timo, la lavanda, la salvia e quant'altro, che sono poi quegli stessi aromi che si ritrovano anche nel piatto, quindi la sensibilità verde nell'organizzare il giardino, ma anche la sensibilità degustativa affinata però in questo caso dallo chef. Sì, questa è una passione mia, della mia famiglia. Mangiamo in albergo 6 mesi all'anno, quindi ci piace mangiare bene anche a noi e ci piace dare anche i prodotti della nostra terra, quindi cuciniamo con prodotti locali, i nostri chef preparano i piatti della nostra tradizione, la tradizione italiana è bellissima, quindi va rispettata e va onorata e perché no, se ci diamo dei prodotti o delle piccole aggiunte ai prodotti di qualità, se sono chilometri zero ancora meglio, se facciamo che ne so, la nostra trota del Garda con delle erbe aromatiche, le prendiamo dal nostro giardino ed è un altro sapore, indiscutibilmente. Questa è una volontà di tutti noi, di rispettare un po' l'ambiente e di rimpiantare un po' di piante, di dare verde, di dare ossigeno e aria e fare qualcosa per noi, per l'ambiente, per tutti. E investiamo tanto perché ci piace offrire il meglio di noi e il meglio del lago di Garda. E per offrire il meglio di noi e il meglio del lago di Garda bisogna investire nel modo corretto e con le eccellenze italiane. Quindi quando ristrutturiamo una camera cerchiamo insieme ai nostri architetti di inserire prodotti che rappresentano l'italianità. Mi viene da pensare a una lampada particolare, oggetti di design che rappresentano proprio l'essere italiani, che ci vengono riconosciuti nel mondo, e investire anche in materiali di pregio importanti che diano il senso anche della non di ricchezza ma di qualità, perché le cose belle si riconoscono anche perché costano un pochino di più e poi perché è casa nostra, quindi ognuno investe sempre di più a casa sua e lo fa con più piacere. Insomma, mi sono voluto concedere un giorno di assoluto relax e l'ho fatto qui a Mancesine, ospite di una famiglia che ha voluto essere innovativa e creativa nell'accoglienza, e non pensiate che sia un concetto banale, perché quando ci si trova a lavorare in luoghi a forte afflusso turistico è più facile cedere alle tentazioni di essere estremamente commerciali. Ciao ragazzi, ci vediamo tra qualche ora.